Cari amici che ci seguite su questo canale video, ci troviamo a Pesaro di fronte al Teatro Rossini. Siamo insieme alla soprano Carla Laudi, eccola, docente al Conservatorio Rossini di Pesaro. Volevamo così qualche informazione circa Domizia Di Maggio, che fra poco a 500 km premieremo con la coroncina di Reginetta della Canzone 2008 per quanto riguarda la sezione futura. Sì, una voce straordinaria, è venuta da me circa 2 anni fa. Appunto io sono un soprano, ma canto, sono in carriera, ma insegno non solo ai cantanti lirici ma anche alla voce leggera. Lei ha 12 anni e quando è venuta da me era già brava, però ecco, naturalmente bisogna che la tecnica sia il pane quotidiano, soprattutto per voci importanti. E lei è una voce meravigliosa, ma anche 2 ottave di estensione veramente piene, dal sol, tanto per dire una piccolo segno tecnico, dal sol sottorigo fino al mi quarto spazio, una voce di petto naturale, naturalmente sta studiando, e poi dopo dal sol secondo rigo fino agli estremi acuti, addirittura non ha solo una voce, quello mi ha affascinato, di falsetto, ma ha una voce lirica, è straordinaria. Però andiamo piano, andiamo lentamente, perché appunto, come ripeto, una voce bianca, ha un grande carisma e una grande, come dire, proprio un'arte quando canta, è anche una brava interprete. Ok, allora ci facciamo questi 500 km per posizionare la coroncina sopra la testa di Domizia Di Maggio. Non ci rimane altro che farle un grande in bocca al lupo per nel cuore della mamma celeste. Ok, quindi lei ci tiene molto. Da Pesaro, dal Teatro Rossini, il sottoscritto Luca Veneziano, soprano Carla Laudi. Una buona giornata a tutti voi e a fra poco per la festa di Domizia Di Maggio. Ciao! Come avete sicuramente potuto leggere, ci troviamo a San Giovanni Rotondo, in provincia di Foggia. Questa è la scuola media Celestino Gagliani, a fianco a me c'è Domizia Di Maggio, premiata alla finale Reginetta della Canzone con un suo pezzo, ha fatto un figurone, addirittura la sono venuti a trovare qua per il suo Royal Tour dei fans dall'Emilia Romagna e dalle Marche. Che dici Domizia? Sei contento di questa festa? Tantissimo. È stata organizzata dai genitori, dagli insegnanti e anche un po' così da tutti gli amici nella palestra dell'istituto, quindi all'interno c'è una confusione ed un entusiasmo pazzesco. Per l'occasione presenteremo anche il CD. Ecco, questo qui è il CD con il retro, qualche canzone. Un saluto a tutti gli amici che ci seguono su questo canale video, da Luca Veneziano della scuola media di San Giovanni Rotondo di Domizia Di Maggio, eccola, c'è, ci siamo, Domizia Stimpato, grazie. Secondo Presidente, perché Domizia Di Maggio rappresenterà la Puglia nelle manifestazioni ufficiali che verranno organizzate nella Regione Puglia per tutto l'arco del 2009. Allora, voi ringraziate i tuoi amici, tutti gli amici che ti hanno seguito sul sito, seguite un attimo. Buongiorno ragazzi, allora io ringrazio prima di tutto tutti voi per essere venuti a guardarmi e ringrazio anche e soprattutto la preside che ha reso possibile tutto questo. Grazie. Ok, allora io direi
farle cantare subito una canzone. Che cosa presentiamo? Vorrei dire prima una cosa. Questa canzone, Perdere l'amore, la dedico a tutti i presenti e soprattutto a coloro che mi hanno seguito da quando ero piccola nel percorso scolastico, tipo la mia maestra Anna Conferio, nel percorso adesso che sto facendo, sto svolgendo alle medie, con tutti i miei insegnanti e soprattutto la Ladina e il padrino, saluto con grande passione, e la preside, di nuovo grazie, e soprattutto lancio questo messaggio a lei: non prenda l'amore per me, grazie. E anche grazie e un bacione grandissimo e mille volte all'unica e la più grande, la mia professoressa del campo, Carla Lauri. I microfoni, a chiedere il palco, a chiedere soprattutto di invitare tutti quanti voi che adesso siete qua e che potete ascoltare. Loro due sono Pasquale Di Maggio e Nunzia Calibri. La mamma e il papà. Davvero bella qui alla scuola media Galliani a San Giovanni Rotondo in provincia di Foggia. Sono qui con Domizio Di Maggio e tutti gli amici che sono venuti così a festeggiare insieme a lei. Guarda qua che bella gioventù. Vieni avanti con la telecamera, vieni avanti, così riprendiamo un po' tutti perché se lo meritano tutti insieme. Ecco di là, guarda qua non mi sono. Vieni qua. Ecco qua, vieni più avanti. Chiamo Nunzia e Pasquale, i genitori, vieni qua avanti. Ecco, i genitori, Nunzia e Pasquale. Nunzia consegna professionalmente, perché ci vuole un titolo per consegnare la coroncina dei davanti, ecco qua, il reggimento della canzone.